Dottor Pierfrancesco Saviotti, amministratore delegato del Banco Popolare Veneto, oggi questa serata un incontro qui alla distilleria Castagnera ha portato una ventata di ottimismo per quanto riguarda l'economia. Alcuni dati giustificano una crescita a quanto pare. Moderato ottimismo, indubbiamente ci sono dei parametri che oramai sono consolidati che fanno pensare che il prossimo futuro sia un futuro in cui l'economia mostrerà segni di maggiore vivacità. Non eccediamo nell'ottimismo, però obiettivamente siamo orientati a pensare un po' più positivamente. La provincia di Treviso e il Veneto che cosa rappresentano per voi? Ma senta, per noi il Veneto rappresenta, come posso dire, la storia anche, il nostro gruppo nasce dalla Popolare di Verona sostanzialmente, poi ha aggregato tante altre banche, quindi è una storia che vogliamo mantenere, che vogliamo consolidare, una storia che vede la banca fin dall'inizio al servizio delle famiglie, delle imprese del territorio, una banca che ha avuto nel segmento dell'agricoltura un'attenzione particolare che ancora oggi continua ad averla, quindi con una struttura che si sta potenziando proprio per migliorare anche in quel segmento. Allora, non capita spesso che un amministratore delegato esca dalla stanza dei bottoni e venga proprio a conoscere quelli che sono i suoi clienti e il tessuto industriale e produttivo che c'è sul territorio. Senta, io sono cresciuto alla banca commerciale. La banca commerciale era un must avere un contatto diretto con i clienti. Ora c'è una sostanziale differenza perché la banca commerciale era più orientata alla mid corporate di fasce alte e al large corporate, però il concetto è lo stesso, andavi dai clienti perché i numeri sono importanti e sono fondamentali, ma per poter avere una corretta valutazione del cliente lo devi guardare negli occhi, gli devi parlare, devi farti raccontare la sua storia e insieme poi riesci a capire un po' di più quello che i numeri ti hanno già detto prima. Grazie a Pierfrancesco Saviotti, amministratore delegato di Banco Popolare. Allora siamo con il padrone di casa, con Roberto Castagner che salutiamo. Allora, questa sera un incontro importante, tanti imprenditori hanno partecipato, hanno ascoltato le parole di moderato ottimismo come ci ha detto il dottor Saviotti. Beh, lui ci ha dato intanto una visione mondiale di quello che è il fenomeno economico oggi, quindi la Cina piuttosto che il costo del petrolio sta dando una mano, perché comunque noi importiamo più dalla Cina di quello che esportiamo, anche qua se la Cina però diciamo, cala troppo non importerà più anche altre cose, quindi c'è pericolo per l'economia mondiale. Però quello che ci è piaciuto di più sentire è che finalmente il credito tornerà normale, che le aziende presentando dei bilanci sani potranno avere il credito, che quindi noi potremo reinvestire, qua è uscita la ricetta, noi ci metteremo il coraggio, voi metterete i soldi perché senza soldi non riusciamo ad investire e creare futuro. Allora, Roberto Castagnera è un imprenditore che io definirei vulcanico perché un anno fa 100 ne pensa. Pensa Roberto Castagner che si sia superato questo impasse con le banche, che le banche abbiano capito che l'economia qui, l'economia trevigiana, l'economia locale è davvero forte e merita di essere supportata? Io credo di sì, Treviso avete sentito è la seconda, terza come esportazione oggi in Italia, ci sono aziende sane che operano in tutti i settori perché non c'è solo il distretto del mobile ma c'è quello diciamo, dell'alimentare, c'è il settore del tessile, quindi è una provincia completa. Oggi dico purtroppo abbiamo perso il 25% di imprese in questi anni, comunque abbiamo avuto 100.000 persone in meno che lavorano, ma adesso le aziende un po' anche a merito al Jobs Act credo che ripartiremo perché senza assunzione di giovani le aziende non cresceranno in qualità e quindi credo che questa sia una serata speciale perché ci hanno dato la possibilità di dire venite a chiederci di soldi con bilanci buoni e noi vi diremo che non era così qualche anno fa. Allora, grazie a Roberto Castagner delle distillerie Castagner, rimanete con noi perché Verde a Nord-Est continua.